Consonanti H. Nel milanese, contrariamente ad altre lingue, la H non ha né valore di consonante né fonetico. Il suo utilizzo può essere segno distintivo di pronuncia dura della C e della G nei gruppi che, chi e ghe, ghi. Esempio, che schi, chichera. Comprese le forme raddoppiate che, chi, esempio, paquet, bouquin, e ghe, ghi, interne alla parola e soprattutto finali, ch, gh, cch, ggh. Esempi, fresc, tac, avec, dac, taquet, baquet. Come lettera muta, da residui etimologici come in 4 voci del verbo avere: u, e, a, an, e in una del verbo essere, in. Infine nelle esclamazioni a, uei. Nel milanese le consonanti doppie si scrivono ma non si pronunciano. Esempio, la bala.